deciso per contrastare la diffusione del coronavirus, molti di noi hanno sperimentato il telelavoro. È stata una situazione eccezionale perché fino agli inizi di marzo solo poche persone lavoravano in modalità telelavoro e le facevano per lo più occasionalmente oppure alternando il lavoro a distanza con il lavoro in presenza in ufficio. Ed è essenzialmente in questa modalità alternata che anche in futuro le persone vorrebbero usufruire dell'opportunità del telelavoro. È il risultato che emerge dal sondaggio realizzato da Syndicom, sindacato dei media e delle comunicazioni. È quindi importante andare a vedere quali sono gli insegnamenti che possiamo trarre da questo periodo così particolare per l'organizzazione del lavoro. Il primo insegnamento è che la presenza in ufficio al 100% non è indispensabile. Si può anche a distanza continuare a condividere le informazioni grazie alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Videoconferenze, videochiamate, piattaforme di condivisione dei documenti hanno permesso ai team di continuare a funzionare. Un altro elemento molto importante è senza dubbio il fatto che a distanza bisogna avere un certo grado di autonomia per organizzarsi e questa autonomia è facilitata se sono chiari gli obiettivi da raggiungere, che sono stati condivisi all'interno di un team e se i ruoli e i compiti all'interno del team sono anche stati esplicitati. Non da ultimo perché il telelavoro possa dispiegare i suoi effetti positivi rispetto all'armonizzazione tra i diversi ambiti della vita personale, familiare e professionale, sono essenziali alcune condizioni quadro che vanno assolutamente discusse e condivise tra datori di lavoro e collaboratrici e collaboratori. La prima è quella della postazione di lavoro a casa, che deve essere adeguata, attrezzata, ergonomica. Bisogna che collaboratrici e collaboratori abbiano le necessarie competenze digitali e gli strumenti adeguati. Un altro punto essenziale è l'attenzione all'iperconnessione, che può essere dannosa per la salute delle collaboratrici e dei collaboratori. Stress e burnout possono essere dietro l'angolo. E non da ultimo, l'abbiamo visto con il lockdown, combinare scuola a casa e lavoro a casa è stato difficile per molte famiglie, quindi anche in futuro asili nido, mense e dopo scuola sono essenziali. Condivisione, autonomia e responsabilità sono le parole chiavi che sono utili per il telelavoro, ma anche per altre modalità come il job sharing, condivisione di un posto di lavoro tra 2 o più persone, e lo smart working, che combina una certa flessibilità sui tempi e sui luoghi di lavoro. Perché il lavoro 4.0 sia sostenibile in futuro e mantenga tutte le sue promesse relative all'innovazione e alla creatività, è necessario che non dimentichiamo questi insegnamenti.